qualche notizia sempre particolare. Stamattina infatti c'è stata una scossa di terremoto di magnitudo di 2,3 che è stato registrato giustamente dalla nostra NGV ed esattamente alle 7:01 a Pozzolengo, che è un comune di Brescia. Quindi è stato un ipocentro a una profondità di 37 km, ragazzi. Quindi si tratta in effetti della zona del Basso Garda. Tante le segnalazioni che sono state giustamente fatte dalla popolazione che si è svegliata con questo terremoto. Quindi non si segnalano al momento danni a cose e persone, ma non credo che ce ne siano, anche perché da profondità 37 km, 2,3 di magnitudo, non è stato, diciamo, eccessivo, quindi credo che è stato sentito sia dalle persone, però non in modo che potesse fare qualche danno. Quindi ripeto ragazzi, a Pozzolengo è un comune di Brescia, quindi nella zona del Basso Garda. Ciao Patti, buongiorno. Come sempre vedi, ogni mattina ci sta un terremoto o un'eruzione o qualche asteroide che sta per arrivare, quindi partiamo sempre nel migliore dei modi. Però fortunatamente, come sempre sto dicendo ultimamente, non c'è cosa, case, strutture pubbliche. Fortunatamente si stanno sentendo, in senso che la popolazione ha paura perché sente questa terra tremare, però fortunatamente non ci stanno vittime o altro, quindi già è una fortuna. Purtroppo vedi, è un po' a Brescia, a Napoli, in Sicilia, cioè un po' dappertutto, non è che è un problema diciamo, di una sola parte. Prima ti ricordi sempre l'Abruzzo. Lo so Rosa, ma purtroppo non posso dirti una bugia, quindi devo dire la verità. E se c'è stata questa e la popolazione è stata svegliata, non posso dirti un'altra notizia, quindi purtroppo partiamo che la maggior parte delle notizie sono brutte, quindi non esistono le belle notizie. Cioè io se io ho tutti i video che ho fatto su YouTube ti posso assicurare che io l'ultima volta che ho fatto i video avevo 8000 video. Secondo me un centinaio erano quelli buoni, in senso come dici tu, belle notizie. Che poi belle notizie non erano perché c'è stava sempre una brutta notizia. Cioè, ti faccio un esempio, no? Terremoto in Indonesia fortissimo, tanto per dirti, quindi al finale dove sta la bella notizia? A Pozzolengo, è un comune di Brescia, nel basso, diciamo, Garda in effetti. Quindi diciamo l'anno per bene, diciamo così, va. Quindi, come ti dico, le belle notizie derivano sempre da brutte notizie. Un altro esempio che io ti posso fare, ad esempio, salvato bambino con trapianto di cuore, però se c'è stato un trapianto, sì, sì, significa che qualcun altro ha donato il cuore, quindi donando il cuore qualcun altro è andato via, capisci? Quindi da una bella notizia ne deriva sempre una brutta. Io ti faccio l'esempio di mio nipote, ha avuto un trapianto del fegato, il bambino sta bene fortunatamente, diciamo, il figlio di mio fratello, però giustamente il donatore del fegato non ci sta più, che io ringraziamo sempre a nome della nostra famiglia, però loro non dicono mai il donatore, quindi giustamente anche per una cosa familiare, però per dirti che vedi, sempre viene da brutta notizia la bella notizia. Quindi io come sempre dico, ma ci sta la bella notizia, quindi come quello, terremoto distruttivo, si salvano 4.000 persone, però ne muoiono 100. Tu dirai, vabbè, ma se ne sono salvati 4.000, sì, ma sono morti 100. Quindi al finale, sembra una brutta notizia, non sarà bella. Vabbè ragazzi, comunque l'importante è che non c'è stato nulla e che stanno tutti bene. E la paura, vabbè, quella la passerà, quindi
come si dice, tra 2 o 3 ore già gli sarà passata. Mo' adesso hanno paura perché tengono paura che si possa ripetere in questo momento, quindi sono le 7:01, mo sono le 8, diciamo le 8:30 più o meno, diciamo che ora stanno con quella cosa, dice fatto terremoto, no, sì, no, sì. Allora adesso sì stanno ancora fra 2 o 3 ore gli è passato già, se vede che la terra non trema più, fra 2 o 3 ore è tutto normale, quindi ragazzi vi auguro una buona giornata, un buon inizio giornata, mi vado a fare il solito caffettino, già me ne sono fatto uno, però uno è poco ragazzi, quindi mi devo risvegliare bene bene, quindi mi faccio il secondo round. Qua a sud siamo caffettieri, quindi il caffè è come una droga per noi, quindi ciao Rosa, ciao ragazzi, ciao domenica, ci sentiamo più tardi sperando che faccio qualche video un po' diciamo migliore in senso di notizie. Che ne so, una cura contro il cancro, una scoperta buona. Ma purtroppo ce ne sono ragazzi, io dove guardate, sono l'unico che gira davvero tutto il web per trovare notizie in inglese, in arabo, in russo, in polacco, in tutte le lingue del mondo, lo traduco. Esce sempre una brutta notizia ragazzi, non ci stanno santi. Quindi faccio a volte vado a vedere su siti proprio particolari in inglese, in americano, diciamo in russo, in polacco, ma al finale le buone notizie non ci stanno. Quindi poi diciamo che io mi occupo di questi argomenti, diciamo, quindi non posso fare tipo guerre, queste cose qua, anche perché secondo me a me non piacerebbe fare video quando minacciano di fare le guerre, queste cose qua. Io questi video qua non li farei mai, voglio fare più una cosa di cucina, queste cose così, le notizie, terremoti, meteo. Ciao Adriana. Vabbè ragazzi, vado a fare un attimo un caffè e ci vediamo dopo, dai. Un caffè ci va più a me. Adriana, ciao Rosa.